La cronaca dell'omicidio del maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazelli il 4 aprile del 1992, movente, mandanti ed esecutori dell'agguato tra Agrigento e Porto Empedocle. Una giornata di sole, primavera davvero, il 4 aprile del 1992, poco dopo le ore 14. Tanti curiosi assieppati lungo la carreggiata del viadotto Morandi e il tratto finale che sfocia sulla statale 115 verso Porto Empedocle. I carabinieri sono al lavoro, impegnati nei rilievi di quanto accaduto. In cielo vola l'elicottero dell'Arma. Joseph Focoso, Giuseppe Fanara e Calogero Castronovo sono già a casa. Loro due, Focoso di Realmonte e Fanara di Santa Elisabetta, hanno appena ucciso il mastino. Così è stato inteso il maresciallo maggiore aiutante originario di Menfi, Giuliano Guazelli, sparandogli con 2 pistole 357 Magnum nelle mani di Focoso e un fucile Kalashnikov nelle mani di Fanara. Calogero Castronovo di Agrigento è stato il loro autista su di un furgone bianco rubato a Favara che ha affiancato la Fiat Ritmo del maresciallo. Eccola! Lui, Alfonso Falzone di Porto Empedocle, a bordo del suo Vespone, ha seguito l'automobile di Giuliano Guazelli dalla caserma di Agrigento fino alla via Dante, all'incrocio col viadotto Morandi. Un cenno ai killer, è lui! E dopo pochi minuti l'agguato e la morte, sentenziata dal boss e capo provincia di Cosa Nostra Agrigentina dell'epoca, Salvatore Fragapane di Santa Elisabetta, su richiesta di Simone Capizzi, capo mafia di Ribera, perché le indagini di Guazelli lo avrebbero disturbato. Gerlandino Messina di Porto Empedocle è stato presente e partecipe, a poca distanza in contrada Maddalusa. Dopo il delitto le armi le hanno consegnate a lui e lui le ha nascoste nei pressi della Villa Forgia di quel tempo. Poi, dopo pochi giorni, le hanno recuperate Joseph Focoso e lui, Gaetano Amodeo, di Cattolica Eraclea, l'unico ad oggi morto per cause naturali. Il furgone bianco dei killer fu parcheggiato apposta al villaggio Mosè, in direzione Palma di Montechiaro, e così per anni è stato creduto che a uccidere Guazelli fossero stati gli stigiari di Palma di Montechiaro, processati, poi condannati e poi scagionati. Una settimana dopo l'uccisione di Giuliano Guazelli, Fanara, Castronovo, Falzone e Focoso sono stati formalmente combinati affiliati a Cosa Nostra. Ecco il carro funebre, la bara del carabiniere, servitore dello Stato e vittima del dovere, pioniere e memoria storica della lotta alla mafia agrigentina, che 2 giorni dopo la morte, il 6 aprile, avrebbe compiuto 59 anni. Chi ha paura muore ogni giorno. Chi non ha paura muore una volta sola. Parole di Paolo Borsellino.